Ladies and gentlemen, signore e signori, in diretta da Mob Palermo, Io Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. Buonasera, benvenuto, applausi. Allora, troppi, no, questi sono applausi reali. Allora, salutiamo tutti quelli che ci seguono settimanalmente live in diretta il giovedì sulle piattaforme di Io Compro Siciliano, dovunque. Saluto intanto chi sta lavorando dietro le quinte. Siamo all'interno del Mob a Palermo ormai da circa 2 mesi. Sentito il maestro, ma è già pronto il maestro biondo? Cioè, siamo perché andiamo veloci, capito? È già lì, aspetti. Volevo salutare le televisioni che poi ci mandano in onda durante la settimana. Stasera abbiamo i patron di Io Compro Siciliano che saranno sul palco e poi tanti ospiti. Io non voglio perdere tempo, l'ho visto il maestro Jingle, il maestro biondo, la mia spalla sinistra, femore destro. Entri, Jingle, prego. Venga, senza perdere tempo, forza che abbiamo tanti ospiti. Vada, si accomodi, così proprio. Qua sono, subito, rapido. Lei vuole salutare qualcuno subito? Perché sì, la Sicilia intera. La Sicilia intera, vuole salutare i vicini di casa, condominio? I vicini della Sicilia, la Calabria. Figlio, la Calabria. Che è vicina della Sicilia. Ci seguono perché c'è anche Teleionica che arriva da quelle parti parte, sì. Saluto naturalmente anche Grasso Occhiali, il nostro partner, occhiali bellissimi, dei VIP, perché c'è l'occhiale di Jennifer Lopez, di Rihanna. Sono veramente molto belli, quindi grazie naturalmente anche a Ivan che salutiamo e tutti gli altri componenti. Allora siamo pronti per cominciare subito con il primo ospite che dovrebbe essere già dietro le quinte. No, non è lui, ma mi sembra che sia l'assessore regionale, sì, anche a me sembra alla cultura, Alberto Samora, è lui! Venga qui, e se ne va lei già. Io me ne vado. Lei se ne va, lei è l'assessore, sarà l'istituzione che con me stasera ha accettato l'invito. Non mi farei preoccupare. No, noi ci conosciamo anche prima che lei fosse assessore, è vero? Quando facevamo le mattinate, le veniva a trovare. Sempre troppo presto. Sempre troppo presto, è vero? Stasera E io dormivo e lui era sempre sveglio. È vero, lui, giornalista, tu ti svegliavi comunque piuttosto presto. Andavo a dormire piuttosto tardi. Adesso invece? Vado a dormire piuttosto tardi. Sempre. Allora, stasera parleremo di cultura, anche novità in ambito di assessorato regionale, i tuoi viaggi anche in ogni dove per cercare di portare avanti la cultura. Non ci siamo fermati. Mai. Stacchetto per assessore, quindi una cosa abbastanza... stacchetti dal vivo. Cosa assessoriale. Applausi. Si accomodi. Va bene così, Che perché stacchetto ha fatto? Stacchetto di assessore non lo so. L'assessore doveva fare una cosa un po' più briosa, non è un problema. Allora, invece siamo pronti per parlare di teatro, di romanzi e di tanta cultura. Arriva dall'altra parte della Sicilia e già dietro le quinte è lei, incredibile. Poi c'è una casa meravigliosa, non posso svelare nulla. Costanza Di Quattro, Jingle, eccola qua. Ma buonasera. Mi siedo? No, di rosso. Lei è tutto in rosso. Stasera parleremo di teatro perché la Family, insomma, a teatro, il nuovo romanzo Donna Fugata. Romanzo, vedremo anche qualche clip. Qualcosa, sì. L'abbiamo mandata. E poi ho detto anche altro, ho detto bellissime location. Bellissima casa. Bellissima casa. Grazie. Mi posso permettere di dirlo? Nel cuore. Sì, credo che la conosca qualcuno? Quindi insomma penso che cinematografica importante? Ne parliamo dopo? Parliamone dopo, ma... Aspetti, perché faccio una cosa elegante, Costanza Di Quattro. Costanza Di Quattro, si accomodi. Grazie. È incredibile. Non me lo sarei mai immaginato, mai è capitato. È già dietro le quinte, ha vissuto il backstage come tutti gli ospiti, di presentare un collega veramente, ho veramente cominciato in parte anche con lui. Dietro le quinte c'è... La mascherina comunque si mette da un'altra parte, non sveglia, i soliti ignoti, è lui o non è lui? Massimo Minutella! Eccola! Signori, eccolo, buonasera a tutti. Non lo sapevate, ma da questo momento in poi io
passo a te la parola, ti ho invitato anche per dai, questo. che ti presento in Va realtà, bene? perché la cosa Presenta tu. bisogna dirla sta cosa, perché solitamente i presentatori fanno Sì. solo dei conduttori, Vada. ma nessuno presenta mai i È presentatori. vero. Signore e signori, è con enorme piacere che vi presento Vincenzo Canzone. Grazie, Allora, con Massimo, è la prima volta, bellissimo, The first time. non abbiamo provato nulla. Nulla. Perché le gag ci vengono così A QD. reduce da un'altra puntata di Casa Minutella oggi che va in onda su Videoregione, Blog Sicilia, in radio su Radio Fantastica. Ma scherzi, io ti seguo. Quindi finalmente insieme possiamo svelarvi che ci sarà una trasmissione televisiva. No, sto scherzando, No. perché costa troppo, sì. se no. Volevo salutare il dottore che ci ha fatto i tamponi. Come si chiama? Marcello. Marcello, Sì, grazie. perché lui- Che mi hai sfondato il bulbo oculare. No, però- cioè, mi arrivò tampone e camera, praticamente un mavirucchio. Comunque lo saluto. Grazie Marcello. È così, che fai per me? Mi posso sedere? vedrai. Aspetta. Ah, c'è una canzone. Massimo Minutella, applauso! Ma devi sapere perché ha fatto questa canzone. questa canzone? Ma scusa, guarda che c'è dietro di te, le uomini in red. Ha fatto un'associazione di idee Hai un fatto po'. un'associazione? No, c'è tutto un pregresso. 10 secondi, Fate te lo voi, spiego. fate voi. No, te lo spiego. No, fate. Oggi è il compleanno di Stevie Wonder. Hai fatto Per cui ho visto lei. lei vestita di rosso e mi è venuta a Just Call. Vabbè, mi va siete. Vai. Ma tu queste cose quando le prepari? Le capto, Allora, le capto. abbiamo altre cose, insomma, è conduttrice televisiva, giornalista, attualmente conduce un format molto dolce, e dietro le quinte già. È buona nel senso di carattere. Alessandra Costanza, jingle! Bella, non vada, si fermi. Che meraviglia! La trasmissione in questo momento è la quarta puntata che va in onda in contemporanea. C'è una cosa bellissima. Aspetta. No, la replica Come della già- terza puntata. Sì, La quarta sarà sabato. Siccome alle 15. c'è il nostro sponsor che sarà felice perché Minutella ha già preso gli occhiali di Grasso Occhiali, capisci? Se lo inquadrate, grazie, potete switchare. Chi c'è? Eccolo là. Bellissimo. Signore e signori, puoi fare Stevie Wonder? Ragazzi. I love you. Benissimo, Assessore, se n'è pentito? Assolutamente sì. Benissimo, allora, avete capito, lei ha fatto tanta strada per arrivare qua. No, però non me ne sono pentita. Ancora no, perché è lunga la serata. Allora, Alessandra Costanza, in contemporanea c'è questa nuova produzione diciamo di chi? Tele One, Gruppo Media One, si chiama Sweet King. Salutiamo l'editore Giuseppe Speciale e il direttore di produzione Roberto Marcoddo. Il mio amore, tutti i giorni condivido con lui l'ufficio, direttore. Quanti ne visti e quanti ne abbiamo visti insieme nel nostro mondo televisivo, Ecco. siamo tutti là, siamo tutti una È cosa. una persona molto seria. Tu hai fatto direttore. anche un programma musicale, se non sbaglio. Mirror One, Sì, sì. ha intervistato Mario Biondi, Facchinetti, Silvia Mezzanotte, Davide Shorty, Benissimo. Dinastia, insomma abbiamo avuto un po' di Beh, tutto. stasera abbiamo una clip anche di questi pasticceri, va bene? Amanti della pasticceria, Amanti della giudicati da grandi pastry chef. Bene, c'è la jingle. Una cosa allegra. Prego, Seco, benvenuta, vada. Ritorna sul palco un grande artista siciliano, un grande chitarrista, scrive pezzi, e poi la storia, un cantastorie. Minutella, come potremmo presentare? Stasera tu lo sai che ti chiamerò sempre. Come lo presenteresti? Sua Maestà. Sua Maestà è tua, è un copyright Sua Maestà molto è minutelliano. sì, ma Sua Maestà perché cioè, è la storia. È vero. Sua Maestà è dietro le quinte, già, mi fate vedere la camera? Deficiente. Jingle, vai, entra, puoi entrare, jingle, regia, che facciamo? Venga qua. Stavo facendo un po' di training Autogeno. Lei da tanto tempo che Stavo manca dal respirando palcoscenico, con- lei manca da molto tempo come molti artisti del Come palcoscenico, come tutti, a tutti, come tutti. no? C'è un po' di ansia da prestazione, C'è un po' di ansia da nonostante prestazione, l'età. ma d'altronde il grande Edoardo che diceva che gli esami non finiscono mai.
Allora io le devo dire, Sì. le devo dire che intanto sono contento di essere Grazie. in presenza. Sicily On Air, io compro siciliano, è un brand. Allora io le dirò di più, non solo io compro siciliano, bravo, ma in questa stagione della vita io canto siciliano e qualche volta declamo in siciliano. Ora, se lei... Stacchetto, musica. Questo è Sua Maestà Marcello Mandragotti. No, se lei mi dà facoltà, io e poi la lascio. Sì, se vuole può se no. Vada. Allora, se lei me ne dà poi, io declamo un piccolo incipit. Sì, lo dica. Pensa. Sì. Pensa Sì. quanto voto è guarito a musica. Sì. Ne momente respirate compagna unica. E sta cosa, bene o male, ne fa sentire speciale. Un è un vanto, e comunque tu conto. Picchisto mi metto a cantare. Viva la musica! Sua Maestà Marcello Mandragotti, bravo, si accomodi. Grazie. Allora. Che devo fare? No, niente, tu stai là perché mi devi aiutare tutta la puntata. Okay, va bene. Una volta che sei qua ti sfrutto. Costo zero perché ovviamente i nostri ospiti non percepiscono cachet. Come non aspetta, no, ma che quindi? Ma mi insegni com'è? In Nutella. Ah, vabbè, Vabbè, se no poi... No, giusto, va bene. Stasera tutti a gratis. Allora, invece loro sono quelli che pagano, perché se no... sono gli ideatori, quelli che hanno inventato la start-up Io Compro Siciliano, quelli che hanno creduto in questo progetto, che è nato più di un anno fa, abbiamo festeggiato il compleanno il 7 di aprile, produttori di Sicily On Air, stasera sono tutte e due qua, insomma abbiamo la possibilità di vederli, sono tutte qua, non ci sono più, ma che sono? Siete carini, sembrate i gemelli diversi. Allora, Giorgianni e naturalmente qui insieme a Davide Morici, Stacchetto, vai, facciamo entrare. Buonasera, accomodatevi perché il microfono è là, quindi potete accomodarvi quelli insomma che a fine mese intanto benvenuti, grazie. Grazie, ciao Vincenzo. Che emozione. Giorgianni, lei non c'è mai sempre da altre parti, stasera è qua perché oggi c'è stato un importante evento, è vero? Sì, assolutamente sì, abbiamo fatto un congresso sui fabbisogni delle aziende che possono avere nel post-Covid, ha avuto grande successo, abbiamo avuto l'onorevole Armao, il vicepresidente della regione siciliana, abbiamo avuto l'onorevole Lagalla, anche ospiti, e abbiamo avuto tanti esperti del settore, tipo Daniele Viganò, che è uno dei guru delle start-up in Italia. Senti Davide Morici, intanto grazie per aver creduto a Sicily On Air, perché insieme a te siamo gli autori di questa trasmissione. Grazie e complimenti Vincenzo, complimenti perché sei one man show sempre, sei una conferma dall'inizio. Guardi che accanto c'è un mio competitor. Ma noi dobbiamo fare sempre squadre in generale, non dobbiamo privarci di dire. Questi one man show è una cosa importante. Allora, e soprattutto dobbiamo aprire showroom. Non posso dirlo? No. Mi censuri così in diretta. Ancora top secret, mi dispiace, ma però insomma c'è l'obiettivo di... ce l'abbiamo, lo possiamo dire, entro fine anno apriremo in Cina, nella città di Guangzhou. È buonissimo. Però teniamolo segreto. Ma perché noi apriremo... Teniamolo segreto anche perché, ma scusa, anche perché la città di Guangzhou conta solo 40 milioni di abitanti. Diciamo. Il problema è che tu devi riuscire a presentare in cinese. Non lo voglio dire per questo. Sto preparando per andare anche a New York, lo sai. Però lei se interrompe, capito, io non vado avanti. Allora, voglio subito dire ad Alberto Sammonà cosa si sta muovendo per la cultura in Sicilia, perché siamo tutti in attesa di ripartenza, aperture dei teatri, si aspetta a Zona Gialla e a Capienza. Il tuo punto di vista è importante stasera. Prenditi le responsabilità. Dobbiamo riaprire tutto quello che possiamo riaprire. Basta con la zona arancione. Posso dire anche basta col coprifuoco. Ci siamo rotti le scatole. Jingle! Perché lungimiranza vorrebbe che se non vuoi gli assembramenti dici che è vietato stare davanti ai locali. Ma la gente se deve andare a cenare può tornare a casa dopo cena e farsi la passeggiatina. Voglio dire, siamo esseri umani. Ma al di là di questo, restiamo sulla cultura. I nostri musei, i nostri parchi archeologici, i nostri teatri sono pronti a ripartire, sono pronti a riaprire. Abbiamo veramente, e qua qualcuno di voi lo sa, vero Massimo, una marea di iniziative pronte ai nastri di partenza, una marea di iniziative di ogni tipo,
dalle mostre al teatro, ai concerti, presentazioni di libri, rassegne, festival. Aspettiamo, come dire, la bandierina a scacchi che ci dà il via, ma per il resto non ci siamo fermati, lo ricordava prima anche lei, abbiamo lavorato in tutto questo periodo per migliorare l'offerta e la fruizione, ad esempio in molti luoghi abbattendo le barriere architettoniche, che erano il mio vecchio pallino di quando mi sono insediato come assessore l'anno scorso. Il 17 maggio facciamo un anno di assessorato. Ecco, siamo pronti, cerchiamo di migliorare l'offerta, stiamo facendo un sacco di lavori di restauro e di recupero di beni culturali che io sono diventato molto diplomatico quest'anno. Erano stati un po' trascurati nei decenni passati, ecco, lo lasciamo così. Perché se no, se dovessi dirlo come direi... Domani c'è audizione in commissione. Ecco, cantiamo. Saporà, che ha detto la canzone, che ha detto? Insomma, comunque, se vuole dirci qualcosa in anteprima lo può dire. Assolutamente. Va bene? Assolutamente. Una mostra con 28 artisti di tutto il mondo che inauguriamo... Dove? A Palazzo Riso, a Palermo, si chiama Blocks. Blocks vuol dire limiti, blocchi, legami, confini, chiusure. Ecco, riapriamoci, ritorniamo esseri umani. Parleremo, questi artisti racconteranno questi blocchi a partire dai muri storici, il muro di Berlino, conflitto israelo-palestinese che è molto attuale purtroppo, però arrivando alle nostre privazioni, ai nostri lockdown, alle nostre chiusure, alle mascherine, ad avere surrogato il nostro essere umano davanti a un PC, davanti a un telefono. Noi stiamo provando liberiamoci da questi blocchi. Assolutamente. Questo è il senso che l'arte può darci. Viviamo tutti quanti il teatro senza di quattro. Insomma, voi fate parte anche un teatro, c'è un teatro anche in passato, quindi capisci bene che significa un teatro chiuso, Vincenzo, la rubo la battuta a Costanza. Inaugureremo anche una mostra da loro. Ah sì? Ma lei lo sapeva? Beh, così vagamente. Insomma, diciamo che è qualche anno che cominciamo Teatro a lavorare. Donna Fugata, a Ragusa non mancate, il 31 maggio. Io non mi sono permessa di dirlo, l'ha fatto l'assessore, quindi state facendo tutto voi, quindi insomma siamo tranquilli. Però sì, Continua, Vincenzo. Sì. Allora, siamo... Scusate un attimo. Sì, siamo in onda, siamo in diretta.